Leggilo così fermo, poi te lo dico io, devi farmi. Salve a tutti, salve, ciao a tutti. Stiamo facendo l'unboxing di questo scatolone Vendo Musica Store. Ho acquistato dei dischi da questo store online, Disco GS. Vediamo cosa esce. È imballato perfettamente con tantissimo scotch, quindi iniziamo. Allora, basta che non ti vedi tu, giusto? no, vabbè. Allora, questo disco, questo pacco è arrivato martedì scorso, purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo avuto il tempo solo adesso di sballarlo. Allora, intanto vediamo pure questi fogli qua. Allora, questo via. Mamma mia, super imballato. Facciamo attenzione a non rompere nulla. Ok, c'è collegato qualcuno che ci vede? C'è Michele, Antonio. Antonio Maiorano e Mirko Luccitti. Ciao a tutti quelli collegati, Papà, c'è scritto fai partecipare. Ah no, perché dice di condividere solo il Facebook. Guarda quello che sta inquadrando. Ti sta a venire in mar de mare, vieni con me. Giulio Palettini. Ciao Giulio. Ho letto male i piacettini. Gianna Bereu. Ciao Gianna. Ciao Gianna, questo è Vendo Music Store. L'abbiamo quasi fatta, La cura nell'imballaggio direi che è perfetta. Sì. Oh, Ciao Flavio. Flavio di Stanco. Ciao Flavio. Allora, sono parecchi dischi. Allora, vediamo che questo è stato messo solo per fare spessore in modo che non si rovinano. Ok, andiamo a vedere. Allora, alcuni li ho acquistati, alcuni li ho vinti. Allora, già ho visto un sacco di roba interessante, come la Freeway Double. Freeway. Allora, Freeway. Facciamo che una- significa? Tu non te lo il nome ricordi, della ma compilation. c'è Allora, compilation di quando facciamo una carrellata eravamo ragazzi e papà. proprio velocissima, cercando di aprire. Papà, per sbaglio ti ho inquadrato per il Che è sedentino. successo? Per sbaglio ti ho inquadrato per il sedentino. Vabbè. Niente, basta che mi inquadri dietro e basta. Allora, complimenti a Vendo Musica Store per gli imballi anti-apertura. Quello non li può aprire nessuno, neanche chi li riceve, vabbè, no? Allora, e vediamo qua, prima busta, come direbbero i presentatori. Ok, Freeway Double. Ovviamente questo, essendo double, doppio vinile, 1 e 2, condizioni perfette.
Allora, e li metto sempre con l'apertura verso l'alto. li mettiamo Paradetta. qui. Pardetta. Bargetta, DJ Time, The Bit of Green. Lo muovi troppo. Perfetto anche questo, come si può vedere, lo mettiamo qua. Questo è Mauro Pilato Gam Gam Special Edition. Io ho la versione normale. Ho finito lo spazio. Vabbè, tu continua con la diretta. Continuiamo in diretta. Tu mi Se devi poi far- accende pure la luce del flash, speriamo che ci bastano le batterie. Continuiamo solo in diretta. Michael Mania. Che mai col manino? Questo l'ho comprato, ci dovrebbe stare, ecco. Questo è sempre Michael Jackson, sempre Ah. Michael Jackson. Mamma. Ed è un medley. Mm? Don't Stop Till You Like Enough, Another Part of Me, Billie Jean, parte di Thriller, parte di Bad, infatti c'è pure Bad, sì, c'è pure Thriller tra l'altro mixato qui dentro. No. Eh, Se ti potevo Ovviamente c'ha sopra pure la sua bella fare. custodia. Siccome io ho un disco che si chiama Madon Mania, dopo Madon Mania, che è un mix di tutto di Madonna, sempre degli anni 80-90, magari può andare bene anche questo che è Michael Mania. Poi qua c'è Notorious mixato con le Freak, che mi piaceva tanto questo brano, stava in una compilation, questo disco mi mancava, dei Two hanno mixato Notorio, le Freak e Chic. Questo è Disco Festa, una compilation tutta di brani ballabili, c'è anche Agadoo, per chi non lo ricordasse stava dentro Bimbo Mix. Another Day in Paradise, questo è il disco mix, non è Another Day in Paradise è di Phil Collins, c'è Marto ma questo è Aida, mixato. Pasqualina- Ciao Marto Aida, Pasqualina Cozzolo e Marina Ciao, Fantasia. Pasqualina. Uncinetto. Marina Fantasia Uncinetto. poi questo è Manic Monday, sempre un C'è anche remix Marina dei Fantasia Bangles. Ciao Uncinetto. Marina. Ciao, si legge un po' il titolo, sì? No. CBS. No? Legge del GBS. Vabbè, comunque. Non mette a fuoco. Aspetta, fatto ginnastica. Questo è artistica, Anticappella, di Marco Move the Beat, Moving to the Beat, sempre un altro brano degli anni 90, questo è Century, io ho The Point of No Return dei Century, e invece questo è Take It to the Limit, mi mancava. Alexia. Che bella Questa, Alexia, famosissima, Goodbye, ne ho preso diversi di Alexia, così da poter fare... Com'è bella. Alexia che adesso canta in italiano, questa era l'epoca in cui lei era agli albori e cantava solo in inglese, etichetta DVA. Ok. Z100, quelli che hanno fatto Gennaru Genge, questo disco mi mancava. Questo è At The Way, la copertina ricorda molto What Is Love, ma questa non è What Is Love, mi mancava, all'epoca non la comprai perché non ebbe tanto successo, però mi piaceva averla e quindi ho comprato Fly Away di At The Way. Questa è un'altra, diciamo, è anni 80 questo qui, è un disco italo disco, è carino, l'ho sentito su YouTube, era carino. Poi ritorniamo sugli anni 90. Questa è musica progressive di Virtual Mismo. Questo invece a me mi mancava, la musica per bambini mi è sempre piaciuta, ho preso questo. Tra l'altro non sono riuscito a trovare nessuna informazione su questo disco, vediamo che c'è dentro. No, non c'è scritto niente da nessuna parte. Dovremmo ascoltare. Va ascoltato, tra l'altro la copertina è trasparente del disco, quindi non c'è scritto che canzoni ci stanno, non c'era scritto niente. Siccome costava pochissimo, l'ho aggiunto ai vinili da acquistare. Questo ce lo dirà Chiara, questo ce lo presenta Chiara. Vieni Chiara, leggi chi è questo. Tetriti. E vivo l'uomo ragno. Questo è Tetriti, scoperto adesso, io non sapevo neanche che esisteva. È vivo l'uomo ragno di Tetriti, è vivo l'uomo Spiegate il ragno. background e il contesto, se no.
Che? Cioè che è dell'epoca in cui hanno ucciso Sì, l'uomo ragno. vabbè, è dell'epoca, era presa in giro, hanno ucciso l'uomo ragno, uscì subito dopo, diciamo, quindi fine anni 80, primi anni 90. Questo è sempre progressive, sempre di virtualmismo, e questo è cibernetica, Gigi Rose virtualmismo, descrive bellissimi pezzi. virtualmismo, cibernetica, sempre cosmonautica, queste qua facevano parte tutte di un LP, però spesso su internet non si trovano tutte le versioni che stanno sui dischi mix. Qui addirittura ho 4 versioni di cibernetica, cosa che è complicato trovare online da qualsiasi parte. Questa è famosissima, è carico carico carico, però è il remix. Carico carico carico. Vediamo un po' se c'è scritto un anno qua, non me lo ricordo, questo è fine anni 80, primi anni 90. Carico 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 remix. Alexia, un altro di Alexia, Happy. Questi sono tutti bellissimi, selezionati. Neverland, questo è Mato Grosso, sempre anni 90. Stanno perfetti questi dischi. Allora. Sì, però la copertina non si direbbe proprio perfetta. No, vabbè, la copertina sono usati questi dischi, quindi. Ah, Questo è un disco di Michael Jackson ed è il remix di Jam. Questo Michael Jackson, Epic, Jam. Io all'epoca compravo i 33 giri su vinile perché così avevo più canzoni diverse. Gigi Rose scrive con la voce di Vasco. Si riferisce sicuramente sì, a qualcosa. Sì. A qualcosa di questo indietro. Allora, ciao Gigi. Questo, vabbè, lo vediamo dopo. Vediamo prima questo. Questo è Antonello Venditti. Benvenuti in Paradiso, il remix. Sempre come Gigi Rosa ha fatto, che lo ringrazio perché ieri mi ha mandato il link alla sua diretta tutta italiana e tutta dance. Gigi Rose scrive carico, 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 credo 91. Eh sì, 91 mi sembra, sì Gigi. Vedi Gigi, anche a me piace parecchio la musica italiana versione dance. Ho preso Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso, quindi sempre remix. Scrive wow. E questo sono Monti e Pilato, quelli di Gam Gam, che hanno remixato Susanna del super molleggiato di Adriano Celentano. E qua c'è addirittura il Christmas Mix, perché ovviamente essendo la copertina natalizia, lui ha fatto una versione natalizia e una versione normale di Susanna. E sempre per un remix italiano, Lucio Dalla. Gigi Rose ti scrive wow, bellissimi pezzi. Fabio Vinili, carta, ti scrive ciao Renato De Vita. Andiamo avanti, grazie a tutti. Questo è Lucio Dalla, Liberi Remix. Questo era bellissimo all'epoca, non l'ho presi, adesso ce l'ho, così me li divido poi un po' tra quelli italiani quando sarà tutto a posto e tutto pronto. bella copertina. Allora, Onda del Futuro, quelli che hanno fatto Terra già distrutta, si può fare qualcosa, hanno fatto una serie, ho scoperto proprio poi, tra l'altro hanno fatto un paio di album, non hanno avuto tanto successo, ma alcuni brani sono usciti anche su diversi mix, e questa è Disperazione, ma ce ne sono pure altri che piano piano cercherò di rimediare. Questi sono gli Onda del Futuro, quelli di Terra, Disperazione. Gigi Rose scrive fantastica, Adriano, gli stessi del primo disco che ho messo. Fabio scrive Caria, non carta. Fabio Caria. 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 Allora, Enigma, questo è un altro disco degli Enigma, Day of Truth, Gli occhi della verità. Enigma a me sono sempre piaciuti, da quando fecero Sadness. In Sadness c'ho sia il mix che il 33. Vabbè, andiamo avanti un po' più veloci, se no qua facciamo veramente, stiamo tutto il giorno una diretta Gigi infinita. scrive adoro i remix italiani, mamma mia che pezzi. Questo mi sa che dovrebbe essere il kit che io mi sono aggiudicato, sì. Questo è il kit che io mi sono aggiudicato sul Regalo Vinili, il gruppo sempre di Vendo Musica Store, lo store online, cercate Vendo Musica Store su Facebook o su Google, è uno store che vende su Disco GS, ogni tanto sul gruppo Regalo Vinili mette in palio degli stock di vinili così come sono, basta mettere un commento
sotto allo stock di vinili ci si può aggiudicare uno stock. Questo è uno stock abbastanza importante, sono diversi vinili, adesso andiamo a vedere quali sono. Io non lo so perché non te lo dice, te li spedisce, però è a sorpresa, quindi vediamo un po' che cosa abbiamo trovato. Questo è Cleopatra, I Want You Back. Mi sembra familiare questo, ma non lo ricordo. Allora, questo invece ce l'ho, questo è un doppione, però mi può servire. Ah no, questo è il remix. Io ho l'originale, Pass the Toilet Paper, The Outer Brothers. Questo però essendo il remix mi manca. The Outer Brothers, Pass the Toilet Paper, Pass the Toilet. Io ho la versione originale. Qui c'è scritto remix, quindi pure questo mi manca. Ottimo. E un altro pezzo da aggiungere alla collezione. Questo invece è Everybody Mentor, serie 2, e questo è Pressure. Non lo so, questo bisognerà ascoltarlo. Mamma. Guardate un po' se voi lo conoscete. Everybody Mentor. Non sono scarpette di cristallo, ma di cristalli. Oh, questo invece è doppione, vabbè, questo ovviamente chi non l'ha comprato all'epoca, io facevo il DJ, questo diciamo l'ho consumato questo disco. Fabio no. Caria scrive grazie per la pubblicità. Niente, lui sì è il proprietario di Vendo Musica Store, è lui che ha imballato tutto e ha spedito tutto. Fabio è top, Eh, come dice Gigi. Gangam cioè questo è Clap Clap, non è Gangam, sono loro che per farsi sempre pubblicità che avevano fatto questa canzone che era di successo, lo scrivevano da tutte le parti sto Gam, ma questo è Clap Clap, che c'ha anche questa, quindi è un doppione, comunque va benissimo. Questo non ce l'ho. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Questa è da sentire, non la conosco, la vedrò. Poi vediamo un po'. Don't You Worry, 11-11. Questo è da sentire, non ne ho proprio la più pallida idea. Questo è proprio boh, non ne ho la più pallida idea. Ok, questo siamo arrivati a coro, For Your Love. Questa la conosco, questo brano, mi mancava questo disco. Ah, vedi, un altro disco che io ho l'originale e questo è il remix. Gigi dice io ho Gangam Remix. Allora, questo è Hathaway Life, che io ce l'ho live, ma non live remix. Costava 16.000 Questo è lire. quello di all'epoca. prima. Sì, questo è Hathaway, quello di What is Love. Quello che abbiamo visto già Scusate, prima. ma lui è bravo, ma io non li conosco tutti. Sì. Questo è colui che ha fatto What is Love, ha fatto pure Life, che ha avuto tanto successo, quasi quanto What is Love. Però io il remix non ce l'avevo, avevo la versione normale. Questo è un altro. Vediamo questo qua com'è. Questa è Maria, Monica Anderson. Maria. Il vinile è un po' da pulire, questo qui, vabbè. Tanto ci vuole poco, io ci metto poco a pulirli, li rendo nuovi. The Hamper featuring Maya. Questo di che anno è? Vediamo un po' se riusciamo a risalire all'anno. E questo no. Gigi dice un promo bello il remix e qui puoi remixare, credo riferito a quello di prima. Allora, questi sto cercando, È complicato trovare gli anni su questi, molti non ce lo scrivevano neanche. Tutti i diritti riservati. Ah, 99. Ecco perché io nel 99 già avevo quasi finito di comprare i vinili, quindi ecco perché questo non Maria, lo conosco. bellissimo, lo volevo. Ah, Maria, questo qua. Ottimo. Poi li sentirò tutti. Questo mi sprona sempre di più a sistemare giù di sotto. Gigi Rose sa com'è la situazione. Questo io ce l'avevo su cassetta, copiato dal mio vicino di casa, la compilation che ce l'aveva su CD. È una bellissima compilation, infatti c'è sta Technotronic Get Up, This Beat is Technotronic al lato B, no, era Che cos'è C Project, no, è pieno, 49ers. Era una bellissima compilation, questo io ce l'avevo su cassetta
e sul vinile mi fa molto piacere averla presa, cioè che me la sono aggiudicata. Ne sono usciti poi tanti altri volumi di Lost 40, qualcuno si trova pure online, quindi voglio dire, mo piano piano io come li trovo li metto sempre sul mio canale Mixcloud. A proposito, a tutti quanti, continuate a seguirmi sul canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita, molto semplice. Mamma mia, good feeling. Billy Ray Macchine, questo ce l'ho identico, spiccicato. Questo è bellissimo, è underground questa musica, molto bella musica underground. E anche questo ce l'ho identico, spiccicato, Animal Action. E tra l'altro questo è Animal Action. Si è collegato Giovanni Passoni, si saluta. Ah, ciao! Salve! Veranda Man! Poi il tuo disco me lo porterai di persona, così ti viene a mangiare. Ah, tutti siete invitati a venire in saletta a mangiare la pinza romana, da Pizza Margherita. Vediamo se riesco ad aprire l'ultimo set di vinili. Vediamo che succede qua. Giovanni scrive Verandaman era perché è quello che vedo che metti sempre le dirette. Sì. Ciao Giovanni! Fa le dirette il lunedì sera, quando riesce a non andare ad anni 90 o a Striscia la Notizia o in giro per studi Andrea televisivi. Dance ti saluta. Ciao Ma Andrea! Chi? Io ti seguo sempre. Chi? Perché Andrea chi è? Dance invece è colui che in camera da pranzo, cioè in camera da letto fa le dirette, in camera da letto, con le sue luci. Andrea Dance ci allieta. Però Andrea Dance non è uno che utilizza i vinili, ma ognuno fa il DJ come gli pare. Io infatti ultimamente sto utilizzando solo Audacity e tutti MP3, M4A. L'unica cosa che devo fare è, diciamo... Giovedì c'è una striscia, dice Giovanni. Ah! Allora andiamo avanti con quelli che ho selezionato io tra quelli che c'erano online. Questo è Usura, tra l'altro su It, io ce l'avevo, questo è il remix, ho voluto prenderlo perché ho trovato una versione di questo remix degli Usura ed è bello. Questo è anni 90. Rovinato. Questo l'ho voluto prendere per vedere, questo è un Lorenzo c'è già, ho trovato su YouTube diciamo un pezzo che... Giovanni chiede, ma quanto hai speso? Un capitale? No, non ho speso un capitale. Se andate su Vendo Musica Store, diciamo ci sono tanti vinili al di sotto dei 5 euro. Proprio, tanto io alla fine girando parecchio per fiere, oggi stesso c'è una fiera del vinile a Roma, poi il 17 ci sarà a Roma Vinyl Village di nuovo. Vedo che più o meno stanno tutti abbastanza bene i vinili. Poi basta dedicarci un po', se non sono profondamente graffiati. Vedete, cioè, la situazione, ecco, addirittura questo qualche DJ ci aveva scritto pure qualcosa sopra, ma viene scritto al centro dove non c'è niente, c'è lo spazio. Stanno tutti abbastanza bene, poi basta pulirli un po', dedicandogli qualche tempo, e quindi anche quelli che costano molto poco, che non stanno in condizione mint, ma pure VG Plus vanno bene. Tanto le copertine alla fine pure a me mi si sono un po' rovinate. Io all'epoca li tenevo in cantina perché vivendo con i miei, io ero appena 18enne, e cioè pure prima dei 18 anni già avevo cominciato a fare il DJ e non c'era spazio per tutti i dischi che avevo già, li tenevo in cantina. Un giorno mi ricordo sia con la cantina, di tante copertine che mi dispiacque che si rovinarono, una sola era quella che veramente rimpiango ancora oggi, e se lo ritrovo in condizioni buone ad un prezzo accettabile, Michael Jackson Dangerous. Era un doppio vinile, ma la copertina era una cosa spettacolare, a me mi si è tutta rovinata, che con l'acqua si erano tutti bagnati, si erano attaccati uno all'altro, e per staccarli uno dall'altro praticamente era successo quello che è successo a questo disco qua, si erano strappati praticamente uno con l'altro, e io quindi sono rimasto con Michael Jackson, un po' rovinata la copertina, il vinile perfetto però. Allora, ti ripiego intanto. Allora, Andrea Dance ha scritto anch'io uso Audacity. Vabbè, Gigi Rose ha scritto ha preso un camion di dischi. Sì, beh, no, complimenti per i tuoi episodi su Mixcloud, li ho tutti. Renato, il mago della cassettina. Già, grazie.
Oh, Einstein Dr. Giovanni DJ. scrive anche a lui è capitato Eh. che si sono incollati i dischi, ne ho così. Ma tanto le copertine alla fine sono belle da vedere, tanto è. Ma io a me, devo dire la verità, mi piacciono pure quelli bianchi che non c'era scritto niente neanche qui al centro con un timbro con scritti a penna, che erano quelli limitati solo per DJ. Anche a tra Gigi Rose è virgolette. successo ovviamente. Le copertine attaccate sono successe a tutti. Sono successi a tutti. Questo è Einstein Dr. DJ, quello di Automatic Sex, questo è Virtuality. Allora, vediamo un po' qua. Palm Position, Elephant Paw. Questo Palm Position pure era famoso, io c'avevo un altro brano Gira? di Palm Position. Ah sì, no, che giro. No, giro, vabbè, non c'è scritto niente. Questo è... Ah, gira così. Vabbè, questo è Next Rub, la casa discografica. Elephant Paw. E tra l'altro questa è pure la versione originale. Club Mix, sì. Tra l'altro la musica che sentite di sottofondo, che tutti quanti dicono ti bloccano, io sono andato su Facebook, sono riuscito a trovare una lista di oltre 5.000 brani autorizzati da Facebook per poter essere messi di sottofondo a video, dirette, qualunque cosa. E c'è una grande lista, basta fare una ricerca su Facebook, c'è anche il preascolto oppure ti dà la possibilità di scaricarli, li scarica in formato M4A. Andiamo avanti, questo è Typical, It Hurts. Io di questo ho cercato sul mio archivio, non me l'ha trovato, siccome mi piaceva questo brano l'ho ricomprato, magari già ce l'ho, non lo so perché tra quelli archiviati non mi risultano. Vi ricordo che l'archivio era su Commodore 64, passato su Amiga e da Amiga poi passato su PC, su Excel, quindi è un archivio un po' datato, lo devo aggiornare con tutti questi nuovi arrivi. Questo è Typical, sempre underground, sempre lo stesso di questo. E questo è Music is My Life. Gigi Rose chiede ma dove? Probabilmente riferito alla ricerca su Facebook. Dove deve cercare, credo. Ah, e semmai vi mando un link, adesso vi pubblico il link, faccio prima, appena finito qua di fare questa diretta, vi pubblico un link, così avete tutta la lista dei brani che potete mettere. Questa è Emilia, It's a big big girl in a big big world. E qui ci sono un po' di remix. Emilia mi mancava. I'm a big big girl. Mi piaceva a me. Allora, questi sono 24/7, quelli di I Can Stand It. Ed è un altro. Vedete, 24/7 abbiamo visto, avevo comprato già un altro mercatino, altri dischi. Però questo mi mancava. E quindi... Giovanni scrive dovrei averli quasi tutti quelli dei Typical. Eh sì, i Typical sono bravissimi, musica underground è bellissima. Forse piacerà anche al giudice, a DJ Salvo. Allora, questo è prezioso. Prezioso, qui si è affidato a un'etichetta che ha scritto dorato su sfondo nero, così non si legge niente. Guardate, ma... Ok. Marco scrive, Marco Zanoboni si è collegato, scrive ecco. ciao Renà. Con questo disco mi piaceva così. Sarà un mischione anni 70. Ah, c'è Gigi Rose dietro. che Infatti balla. si dice ma sotto c'è la mia musica. Che? Mi dà la fine su di Fanucci. Aspetta un attimo, fammi vedere che cosa è partito. Ah sì, è partito il video di Gigi Rose, sai? Boh. Stava nella playlist, si vede, perché io ho lanciato VLC. Forse sono stato troppo lungo allora, avevo scaricato circa un quarto d'ora di musica e poi si vede che c'era Gigi Rose nella playlist. Ciao Gigi, allora sto sentendo la tua musica. Eh no, questo non riesco proprio... A leggere. No, non ci riesco. Anyway. Che c'è scritto qui, Chiara? C'è scritto qualcosa? Prezioso. Prezioso? Qua sì lo leggo. Ma... Anyway. 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 Questo è Anyway di prezioso. Ah. Anybody, anyway. Ah, Anybody Anyway mi sa che allora sì, me la ricordo, perché non riuscivo proprio a leggere, allora Scrive sì. Marco Zanoboni. Anybody Anyway, sì, è lui. Ti saluta. No, Ciao. Deepak Mar. Ah, ciao Deepak! Benvenuto tra noi. Pino Daniele non poteva mancare, tra musica e magia. Fabio conferma prezioso Anybody Anyway. Però questo doveva essere messo a un doppio, però c'è un disco solo dentro. Perché qui dice lato A, lato B, lato C, lato D, però c'è un solo disco.
che tra l'altro è Pino Daniele. sì, Pino Daniele. Ah, la custodia non è di questo disco qua. Vabbè, fa niente, l'importante tanto ci sta. Bello Pino. Questo è Pino Daniele, però non corrisponde la custodia con quello che c'è dentro. Fa niente, questo ci sta. C'ho il riflesso. Vai mo, e qua invece tra musica e magia, vabbè, la custodia non corrisponde. Mo questo vedrò come sistemarlo, magari lo levo da dentro. Allora, questo è DJ Mico WhatsApp, ce l'ho uguale, ma non ho voluto prendere un'altra copia perché mi piace averne due uguali. Anche perché la mia è usatissima di DJ Mico WhatsApp. Quello che senti ora di Adriano sono gli stessi autori del tuo che hai preso, scrive Ah, Giro. del super molleggiato, certo, sì. Del super molleggiato. Questo è Keep on Jamming, mi mancava di secchi featuring Orlando Johnson, ne ho diversi. Poi sempre per una diretta italiana, a me poi avete visto, non so se avete sentito la mia compilation che si chiamava 80 pazzia, mi piacciono queste cose un po' strane. Mandi sono andato a pescare di Marco, cioè, è una cosa veramente vecchissima questa. Oddio, Mandi, me lo Ce lo scordato che ricordi? esistesse, sì. Mandi, io l'ho visto là, ho detto no, Ho questo è da riconosciuto la prendere. faccia, mica il nome. Questo è sei bellissima, simpaticissima. Collegamento quella- proprio. Sì, Mandi, l'ho visto là, ho detto no, vabbè, mi pare che costava un euro, poco costava, quindi l'ho aggiunto. Agua, piano piano, se li riesco a trovare ad un prezzo accettabile, volevo prenderli tutti i dischi degli Aqua. Sì, Renato De Vita, molti che hai selezionato da Disco GS erano con la cover generica. Eh sì. Scrive Oh, Fabio. Masterpiece, questa è quella che mi piace tanto a me, la compilation. Questa l'ho consumata su cassetta, addirittura c'erano due cassette originali, adesso ce l'ho pure su vinile. Questa ce l'avevo pure io in L'ho cassetta. digitalizzata, questa è una Mini. compilation che ha fatto storia, veramente spettacolare. Guarda. Se non l'avete fatto, cercatela sul mio canale Mixcloud e ascoltatela, è veramente fatta bene. Masterpiece inizia proprio con Paul Young, con Love of the Common People, quindi questa è un'altra compilation, Mix Time, inizia con Never Ending Story. Sentite i cambi di Gigi Rose. Ah, qui stanno i Duran Duran, questa è una bella compilation. Io sono patito di compilation anni 80 e 90. Ok, ecco un'altra compilation. Questo è doppio vinile. Addirittura qui c'è la SOS Band. Questo è proprio primi anni 80, infatti 85. Qui ancora scrivevano gli anni subito, la CBS si legge subito. Bellissimi brani qua. Vabbè, questa poi, se ho tempo, la digitalizzo e la metto tra le compilation. E questa invece è una compilation che a me era piaciuta tanto, io ce l'ho ancora su cassetta e l'ho digitalizzata già anche questa. La trovate sempre su Mixcloud cioè vi invito ad ascoltarla. C'è anche Sandy Martin, People from Ibiza. Era una compilation, tra l'altro su cassetta era lunghissima, perché le cassette, le compilation all'epoca entravano su una cassetta da 46, questa era oltre 60, quindi per l'epoca era... Ah, ecco, queste stanno in una overdose Rocktail. Ah, questo è un mix, ecco, medley, intro. Questo sicuramente io l'ho cercata su YouTube e l'ho trovata e l'ho presa proprio per questo, però me la devo risentire perché non mi ricordo. È un medley questo, sempre anni 80 questa, perché mi ricordo che questa l'ho trovata dagli anni 80, infatti 1981, mi ricordavo bene che l'avevo trovato 81. Dai, siamo quasi in addirittura di arrivo. Ah, questi sono i Mod 4, Judicta, quelli con l'imitatore di Benigni. Anche questa la trovate mixata dentro una delle mie compilation, mi sembra che l'ho messa dentro la Don't Stop X. Questo è Judicta dei Mod numero 4.
Italian Remix non mi poteva mancare. Qui c'è Balla di Umberto Tozzi, c'è Caterina Caselli, Sono bugiarda e Patti Bravo, tutti in versione remix dance. Io di questo c'ho anche il 33 giri, però i mix sono sempre meglio. Qui ce ne stanno due al lato A, due al lato B. Questi all'epoca venivano ballati parecchio perché si conoscevano le parole ed erano versioni dance. Quindi ha fatto parecchio scalpore Italian Remix. Gli Italian Remix li trovate anche questi nel canale Mixcloud, già digitalizzati. MC Prey mi mancava, questo è stato un colpone per me. We Need a Pray, Just to Make It Today. C'era una demo su Amiga, una demografica che compariva la scritta proprio così, Pray, con tutte le parole, che all'epoca l'Amiga poteva fare delle cose che con i PC né col Commodore 64 si potevano fare. Mi piacevano parecchio le demo, una di queste è Prey. Da lì poi mi è piaciuta tanto questa canzone, questo brano. Ecco Raffa che parte con Ti pretendo. Siamo arrivati agli ultimi dischi. Già, poi ci salutiamo. Ultimi due. Gigi Rosso dice ho 33 più tutti i singoli mix. La prossima volta che faccio Italian Remix li metto, penso riferito a Sì, a Italian Remix. Deepak Murphy scrive bella collezione Renato, complimenti. Anticappella, Express Your Freedom. Ciao, Chiara. Questo è sempre primi anni 90, non mi vorrei sbagliare, ma questo è sempre primi anni 90, ma qui non c'è un'etichetta sopra. 1994, quindi questo è sempre prima metà degli anni 90. Anticappella, all'epoca c'erano cappelle e anticappella. L'ultimo disco. Oh, e questo, siccome io sono un fan di Radio DJ, Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso, tutti quanti, sicuramente a Natale avete visto che io ho messo insieme tutte le canzoni natalizie di Radio DJ, a partire da fine degli anni 80, praticamente quando hanno cominciato a farle, fino all'ultima che era quella di Natale 2017. Questo è il complesso misterioso Christmas with the Yours di Italia DJ, di Radio DJ. Get for Mix. Say Shadow. Non riesco a leggere. Complesso misterioso, vedi, si legge no, bene? legge Sì. E questo edito da Radio DJ, ovviamente, su Flying Records. Volevo vedere 1995. Complesso misterioso Christmas with the Yours. Questo Okay. è l'ultimo disco di questa bella collezione che Renato ha acquistato da Vendo Musica Store. Vi invito di nuovo a aspettare. Anche grazie alla pazienza della santa mogliettina qui presente. Aspetta, vi volevo far Buongiorno vedere. Chiara. Allora, praticamente qui ci sono tutti i recapiti di Vendo Musica Store. Vi faccio vedere gli altri dischi che comprai al mercatino, stanno qui sopra, compreso questo pacchetto che lo riconoscerà Giovanni Passoni. Sta ancora lì dentro il 10 pollici di Giovanni. Qua dentro ci sono duets di Cristina D'Avena comprato su Amazon. Piano piano li metterò a posto. Qui c'è le fotografie e sotto il televisore. Poi se vado ad aprire un mobile qui escono vinili, ovviamente partito di cartoni animati. Questo è pieno di vinili fino e giù. Questi tutti vinili di qua, vinili di là. Questo che era? Questo è un altro disco di This Is It, Michael Jackson, bellissimo pure questo. Lo rimetto a posto, non mi ricordavo. E poi ci sono quelli che Gigi Rosa ha visto nel mobile, mi pare che l'ho pubblicato per tutti, il mio mobile che sta giù, dove ci stanno i 4000 vinili. Questi sono tutti ancora da archiviare. Allora, per chi è rimasto ancora collegato, guardate, vi faccio vedere. Vabbè, qui c'è Gigi Rosa che mixa. Non sta a casa mia, sta a casa sua, cioè, precisiamo, questo è il video. Allora, la raccolta, adesso vi metterò il link. Come vedete questo è Facebook e qui c'è una raccolta audio
di Facebook, dove ti permette sia di ascoltarla col tasto play sia di scaricarla col tasto download, e sono tutte divise, ben divise per genere: techno, pop, rock, c'è sta pure la durata. Ecco, 999 tracce sono quelli che io ho selezionato, diciamo, ho visto, ma ce ne sono parecchie di più, e ne mettono ogni giorno di nuove. Il sito poi ve lo metto, vabbè, io non so se è questo, collection facebook.com. Qua c'è sempre Disco GS aperto da tutte le parti, Ranma, vabbè. E quindi sulla musica di Gigi, guardate che console che c'ha Gigi, una cosa incredibile. Yeah. Grazie a tutti, allora chiudiamo qui questa lunghissima diretta dell'unboxing dell'acquisto su Vendo Musica Store. Vi invito a visitare questo shop online. Grazie mille a tutti, a presto, chiudo la diretta. Un saluto, buon sabato, buon weekend e buona domenica. Ciao a tutti! Ciao!